Buongiorno, bentrovate e bentrovati. Martedì 4 febbraio, prima edizione, insieme come sempre fino alle 13:30, sono le 12 puntuali sulle notizie, tante le notizie di cronaca di questa giornata. Ci collegheremo come sempre con i nostri colleghi da tutto il territorio del Veneto. Prima di cominciare, come di consueto ogni lunedì e martedì, comincio con il proporvi il sondaggio di Ring. Questo sondaggio oggi ha a che fare con la vicenda, ormai lo avrete sentito, è ormai più di una settimana che si continua a parlare del caso Al-Masri, il generale libico che è accusato dalla Corte Penale Internazionale di crimini contro l'umanità e crimini di guerra, rilasciato rimpatriato dall'Italia con un volo di Stato proprio in Libia, un caso che ha fatto scoppiare poi la guerra tra governo e magistratura che si sta ancora dibattendo. Il quesito di oggi lo vedete in sovraimpressione, è appunto Meloni e Nordio indagati, lo ricordiamo che appunto hanno ricevuto questi avvisi dalla magistratura. Chi ha ragione? Se secondo voi ha ragione il governo, digitate il numero che vedete scritto in verde. Se secondo voi hanno invece ragione le opposizioni, in rosso. Le opposizioni in questo caso tengono una linea dura e si schierano dalla parte della magistratura e stanno facendo in questi giorni ostruzionismo ai lavori della Camera proprio per chiedere che il ministro Nordio e la presidente Meloni vengano a riferire in Parlamento. È notizia di questa mattina che si saprà tutto di più e probabilmente ci sarà appunto questo riferimento in Parlamento la prossima settimana, e dunque ne parleremo questa sera durante la nostra puntata di Ring condotta dal nostro Ferdinando Avarino, con tanti ospiti e la politica sempre in primo piano. Io vedo però già collegato da Susegana il nostro Christian Arboit, perché è in corso uno sgombero importante, un'occupazione abusiva di caselli, ex caselli ferroviari. Siamo a Susegana, Ponte della Priola, ma ci racconta tutto nel dettaglio Christian. Buongiorno. Buongiorno Edi, a te e a tutti gli spettatori di Antenna 3, anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. Con Simone Merlo stavamo raggiungendo Ponte della Priola, Susegana, per raccontarvi un'altra storia, ma poi in caso ci collegheremo quando chiaramente la cronaca a conoscenza di una mattinata di vera e propria mobilitazione che ha riguardato questo ex casello ferroviario. In questo casello da ormai diversi anni c'erano dei soggetti, degli occupanti, delle famiglie, circa una decina di persone, c'erano anche diversi minori, 4/5. Le notizie sono in evoluzione, ti posso solo dire Edi e Simone mostrare, gli uomini sono al lavoro, sono arrivati appunto degli artigiani per murare le finestre, per murare le porte, e quindi ci sono i lavori quelli classici che seguono ogni occupazione. Sono intervenuti i carabinieri, sono intervenuti gli agenti della polizia, c'era anche la polizia locale, un gran dispiegamento di uomini e mezzi. Ne ha conoscenza ovviamente di tutta questa operazione anche il comune e appunto ti dicevo una mattinata di mobilitazione, tanti i cittadini qui di Ponte della Priola che si chiedevano il perché di tutti quei movimenti. Ecco, il perché è stato svelato e vi possiamo dire che queste famiglie adesso sono state allontanate. Lo potete vedere, in caso ve lo racconto, ci sono dei giochi di bambino, delle biciclette. Ci sono appunto i segni di un'esistenza che ormai andava avanti anche da diversi anni. Inizialmente erano solo 2 o 3 soggetti, poi per l'appunto sono arrivate anche altre famiglie, una decina in tutto le persone, famiglie soprattutto dell'Est Europa che stavano occupando in maniera abusiva questo immobile che si trova a ridosso proprio dei binari della ferrovia. Per intenderci, siamo proprio a pochi passi dalla grande rotatoria di Ponte della Priola. Quello che vedete è via Tempio Votivo, che è una delle vie principali. Questa è una viuzza collaterale sterrata che porta
appunto a questo casello. È una zona abbastanza distante dalle altre abitazioni, ci sono altre abitazioni sfitte nella zona. Alcuni residenti ci riferiscono appunto una convivenza tranquilla. Questi soggetti non avrebbero mai dato particolari appunto segni non avrebbero mai dato fastidio, una convivenza pacifica, ma per l'appunto stavano occupando abusivamente questo casello e la situazione si sarebbe protratta appunto per diversi anni. L'epilogo questa mattina con uomini e mezzi che sono intervenuti. Quindi ti lascio per il momento con queste immagini. Tra l'altro, Edi, la cosa era venuta a galla in maniera abbastanza forte sotto Natale, quando uno dei soggetti che occupavano la casa aveva riportato un principio di intossicazione. Da lì probabilmente poi le procedure anche di sgombero si sono accelerate. Chiaramente per ogni dettaglio rimando ai telegiornali serali e poi ci ricollegheremo da qui, da Ponte della Priula, ma per una storia di tutt'altro tenore. Per il momento è tutto, con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie anche a Simone per queste immagini. Il collegamento, quindi avete sentito, magari avremo anche aggiornamenti nel corso di questa edizione su come stanno procedendo questi sgomberi. Insomma, l'ha già accennato Chris, si tratta anche di famiglie con bambini piccoli. Noi per il momento rimaniamo nel Trevigiano, la vicenda che ieri ha scosso e segnato tutta la Marca, una vicenda paradossale ed estrema, quella che è accaduta a Mogliano, dove nel pomeriggio un uomo di 39 anni si è barricato in casa minacciando di far saltare l'impianto del gas. Era appena stato scarcerato dopo una notte di follia in cui aveva minacciato di dar fuoco all'abitazione in cui vive con la nonna, per poi aggredire carabinieri e vigili del fuoco. L'uomo è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Sono state 24 ore di follia a Mogliano Veneto, in località Marocchesa, in una villa a ridosso del complesso delle Generali, dove un uomo di 39 anni con precedenti di polizia e sotto effetto di droghe è stato protagonista di 2 eventi al limite. Prima ha minacciato di dare fuoco all'abitazione dove vive con la nonna e all'arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco ha lanciato loro addosso un fumogeno. Poi, dopo l'arresto e la scarcerazione di qualche ora successiva, si è barricato in casa minacciando il suicidio e manomettendo l'impianto del gas. Per il resto, ore di autentico panico e grande tensione. Ma andiamo con ordine. La prima mobilitazione parte nottetempo. Venite, mio nipote vuole dar fuoco a casa. L'allarme drammatico lanciato al 112 dalla nonna ultra ottantenne. È stata lei a chiedere aiuto di fronte all'uomo in escandescenze, che non si fa remore a lanciare addosso a carabinieri e vigili del fuoco. Una volta sul posto, un fumogeno da imbarcazione. Segue la fuga tra i campi con l'inseguimento che si conclude poco distante. L'uomo con sé ha anche un coltello a serramanico lungo 19 centimetri. Inevitabile l'arresto, così come l'attivazione dell'iter per la direttissima, anche per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nella casa resta la nonna, non se la sente di parlare, è visibilmente scossa ma estremamente lucida. La sensazione netta è che nonostante tutto voglia ancora tutelare il nipote, quel nipote che troppo spesso la tratta male. Mia moglie l'ha sentito urlare un giorno che stava pulendo qua fuori e urlava cose senza senso e inveiva contro gli anziani. Anche davanti a un complesso come Generali, così c'è gente, c'è sempre persone, però comunque siamo isolati perché non siamo nel centro e sta persona è qua. Ma non finisce qui. Il 39enne rientra a sorpresa nella sua abitazione a Marocchesa nel primo pomeriggio. Il giudice lo ha appena scarcerato, infatti, senza obblighi. Una volta in casa si barrica dentro e manomette l'impianto del gas. Il rischio esplosione è altissimo. Arrivano nuovamente vigili del fuoco e carabinieri. Subentra anche un negoziatore del reparto operativo del comando di Treviso. L'uomo, già seguito dal SERD e dai servizi sociali, viene accompagnato in ospedale per una valutazione psichiatrica. Una vicenda paradossale che poteva davvero finire in tragedia. Credo che sia inammissibile, credo anche perché era stato arrestato, non c'è stata la convalida dell'arresto e questa
è un grande punto interrogativo. Non è stata fatta una verifica sanitaria di questa persona, riportata a casa e ha ricreato le condizioni ancora più pericolose rispetto a questa notte, la notte scorsa. Io devo dire però che io capisco di curare queste persone, sostenere queste persone, però una volta ricordo c'erano, fra virgolette, lo dico, fra virgolette, i manicomi, e credo che se ci fossero significava che servivano a qualcosa. È un fatto che sta facendo discutere non solo in Veneto ma in tutto il territorio nazionale. Il video del figlio di Donald Trump Jr. che spara alle anatre a Venezia in un'area tutelata. Il caso arriva anche in Consiglio regionale Veneto con un'interrogazione di Europa Verde e in Parlamento con la richiesta di Alleanza Verdi-Sinistra di intervento del ministro Pichetto Frattin. Secondo quanto afferma il consigliere Zanoni di Europa Verde, che ha presentato un'interrogazione ed è pronto un esposto alla magistratura. Lo scorso dicembre Donald Jr. Trump è stato a Venezia in vacanza con la nuova compagna e con un gruppo di amici ha partecipato anche a una battuta di caccia in laguna. Nel video si vedono scene di abbattimenti, di anatre e di una casarca che è una specie protetta in tutta Europa, che ne sanziona penalmente l'abbattimento e la detenzione. Chiediamo, dicono, con una interrogazione al ministro dell'ambiente Frattin di spiegare cosa sia accaduto, visto che l'abbattimento di specie protette è un reato. Inoltre, se corrisponde al vero che tra quei partecipanti fosse presente anche Donald Trump Jr., il figlio del presidente degli Stati Uniti. È dunque quindi quanto afferma la deputata di Alleanza Verdi-Sinistra Luana Zanella. Questo il video diffuso in queste ore. Se chiedo alla regia se possiamo sentire anche un po' l'audio, insomma, di quanto è avvenuto. Questo è il video diffuso che sta facendo il giro non solo delle homepage dei quotidiani nazionali ma anche di quelli locali e soprattutto dei social, e tanto se ne parlerà in queste ore. Cambiamo decisamente argomento, però parliamo comunque di sicurezza, la sicurezza che è un tema che sarà cardine di tutta questa nostra prima edizione, con i collegamenti dai territori del Veneto, e siamo per ora però, continuiamo ad essere nella Marca, Treviso, per un inseguimento ieri mattina tra Silea e appunto il centro cittadino, per un intervento congiunto di carabinieri e polizia che hanno inseguito ieri mattina un'auto sospetta tra il traffico di quell'ora. Bloccati 2 uomini a bordo che avevano continuato invece a piedi la fuga, e uno di loro si era nascosto tra i macchinari di un cantiere stradale. Servizio di Francesca Bozza. A chi ha assistito a quanto accaduto tra Silea e Treviso forse è sembrato di essere finito in un film. Sono circa le 11 quando una pattuglia dei carabinieri intercetta a Silea una vettura sospetta segnalata in occasione di alcuni casi di truffe ai danni di anziani. Quando i 2 uomini a bordo, entrambi di origine campana, si accorgono dell'auto dei militari, si danno alla fuga. Inizia così un inseguimento che vede impegnate 5 auto di carabinieri e polizia a sirene spiegate. Dopo alcuni chilometri, giunti all'altezza di Viale della Repubblica, i fuggitivi abbandonano l'auto e si dividono scappando a piedi. Il passeggero viene bloccato poco distante dai militari del nucleo radiomobile, mentre il conducente tenta di nascondersi tra i macchinari del vicino cantiere stradale. A un certo punto ho visto arrivare una macchina della polizia tutta in velocità, bloccarsi, scendere appunto una poliziotta e andare sul cantiere dove stavano facendo i lavori, e per bloccare una persona che in teoria, da quello che ho sentito, erano anche 2 ragazzi, però l'altro l'avevano già fermato i carabinieri, invece questo era riuscito a scappare e si era nascosto dentro i lavori che stavano sul cantiere qua, e l'hanno preso, insomma. A piedi quindi? Sì, era a piedi, sì, poi è salito in macchina e sono andati via. Qualche testimone racconta di aver visto l'uomo calarsi in una buca ricavata nell'asfalto utilizzata dagli operai durante i lavori. Nonostante il tentativo di sfuggire alle forze dell'ordine, però, anche lui viene intercettato dagli agenti delle volanti. I 2 vengono portati nella caserma dei carabinieri di Villorba per ulteriori accertamenti. Al momento, da quanto emerso, non sembra che i 2 abbiano commesso reati in zona. Fa un po' strano vedere una scena così a Treviso. Beh sì, non è che succede tutti i giorni, mettiamola così, quindi dici subito tutti che si erano fermati a guardare.
La cronaca ci porta a Padova, una lite al campetto di calcio per un rigore, un genitore dei bambini avrebbe preso addirittura per il collo uno di questi. Ci racconta tutto nel dettaglio il nostro Federico Fusetti. Federico, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Sì, io vi parlo dal Parco Toffanin, siamo nel quartiere Guizza a Padova, sono qui con Cristian Roca Allende e vi raccontiamo di quello che è accaduto ieri. Adesso questo parchetto è vuoto, ma come tutti i giorni dopo la scuola, quindi verso le 13, si popola di ragazzini, qui intorno ci sono parecchie scuole, parliamo di bambini attorno ai 10 anni che vengono a giocare a calcio su questo campetto, su questa piastra da basket. Ieri qui sono intervenuti però anche i carabinieri e il SUEM, perché effettivamente durante questa partita pare ci sia stato un diverbio tra alcuni ragazzini, insomma futili motivi li definiamo, no? Di solito, quindi è una discussione magari per un pallone finito in rete che qualcuno contesta, un rigore che veniva ovviamente gestito tra i bambini, non è che ci fosse l'arbitro, quindi una discussione che può capitare. A quanto pare durante questa discussione un genitore che stava assistendo alla partita insieme ad altri ha attraversato il campetto e si è scagliato contro uno di questi bambini, mettendogli anche le mani addosso, strattonandolo e gettandolo a terra. Tanto è vero che poi il papà del bambino aggredito ha voluto chiamare sia i carabinieri che il 118, quindi il bambino è stato portato in ospedale e accolto al pronto soccorso pediatrico, dove insomma gli sono stati riscontrati delle lesioni e anche dati dei giorni di prognosi, e i carabinieri nel frattempo hanno identificato questo genitore aggressivo che ha messo le mani addosso al bambino. Ovviamente un gesto incomprensibile, ma che potrebbe avere delle conseguenze, anche se al momento non ci sono denunce, come sappiamo tempo ce n'è, questo potrebbe accadere, tanto più che insomma è finita con una corsa all'ospedale per questo bambino aggredito. Insomma una vicenda veramente incresciosa, incomprensibile, che ha visto ancora una volta protagonisti negativo alcuni genitori che non sanno stare al loro posto, ecco, possiamo dire. Vi do anche un'altra notizia proprio appena arrivata, non è direttamente collegata, ma insomma questa mattina c'è stato il comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura a Padova e si è parlato finalmente di questa direttiva sulle zone rosse, quindi anche qui, anche a Padova, si è parlato di come attuare la direttiva arrivata dal Ministero, che prevede di aprire queste zone rosse, quindi nelle zone più calde, ecco, diciamo così, della città, dove c'è il pericolo magari di assembramenti e di episodi di violenza. Ancora i termini non li conosciamo nel dettaglio, però quello che possiamo confermare è che la discussione c'è stata e quindi si inizierà a vedere anche nel concreto come saranno attuate queste zone rosse. Dopo insomma parecchi discorsi ancora teorici, perché non c'era stata nessun passo concreto, oggi invece in prefettura si è iniziato a parlare di questo provvedimento. Vi faremo sapere, vi daremo ovviamente ulteriori informazioni. Per il momento insomma un saluto da Padova, da me, da Cristian Roca Allende. A te la linea. Grazie Federico anche per questi aggiornamenti, una nota che è arrivata anche a noi in redazione, quanto già annunciato dal nostro collega direttamente da Padova, perché il prefetto ha stabilito di provvedere al rafforzamento appunto delle misure di prevenzione nell'area della stazione, le cosiddette zone rosse, quindi che è ricompresa tra le vie d'Avanzo a nord, Trieste a sud, Gozie e Goldoni, passando anche per via Tommaseo a est, Codalunga fino al cavalcavia di Borgomagno a ovest. Si tratta non solo di luoghi interessati dai servizi interforze ad alto impatto, ma altresì un'area già individuata dal sindaco nel proprio regolamento di polizia urbana, quale zona nella quale è irrogabile il DASPO urbano. L'ordinanza prefettizia avrà 60 giorni di durata e i risultati saranno poi oggetto di successiva analisi, che poi ovviamente verrà ridiscussa sempre nei comitati ordine e sicurezza. Questi sono dunque gli aggiornamenti di questa mattina che arrivano direttamente da Padova, dunque grazie al nostro Federico Fusetti. Sono stati invece processati per direttissima gli 8 ultra protagonisti dell'assalto al treno della stazione di Basiliano, 7 patteggiamenti, uno di loro andrà al dibattimento il prossimo 17 febbraio. Vediamo.
7 patteggiamenti e un rinvio al dibattimento con rito abbreviato. Si è chiuso così il processo per direttissima a carico degli 8 arrestati per l'assalto al treno dei tifosi del Venezia nella stazione di Basiliano. Si tratta di 6 tifosi del Salisburgo, gemellati con gli udinesi, tutti austriaci, uno di origini bosniache, un albanese e un italiano di origine senegalese, residenti ad Udine. Gli 8, di età compresa tra i 20 e i 48 anni, sono comparsi davanti al giudice Matteo Carlisi per rispondere tutti di blocco ferroviario con interruzione di pubblico servizio, rissa aggravata e utilizzo di materiale pirotecnico allo stadio. Contestata al solo ragazzo bosniaco anche la resistenza pubblico ufficiale per aver colpito con un pugno una agente di polizia di Venezia. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i 6 residenti in Austria e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i 2 di Udine. A quel punto l'avvocato Giovanni Adami ha proposto di definire la posizione dei suoi 7 assistiti, proponendo il patteggiamento concordato con il pubblico ministero Andrea Gondolo. L'avvocato difensore del giovane di origini senegalesi, Francesco Sorrentino, ha deciso invece di non avvalersi di questa possibilità. Le pene applicate dal giudice Carlisi, tutte con la concessione della sospensiva, sono di 2 anni al ragazzo bosniaco, 1 anno e 8 mesi ai 5 tifosi del Salisburgo e 1 anno e 10 mesi al tifoso albanese, quest'ultimo 2 mesi in più per aver utilizzato una cinghia per colpire i sostenitori del Venezia nell'assalto. Il 17 febbraio prossimo tornerà in aula soltanto il 20enne italo-senegalese per il dibattimento con rito abbreviato. Per lui disposta la misura della custodia cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico e possibilità di allontanarsi da casa in attesa del giudizio soltanto per andare a scuola. Per gli 8 è stato anche disposto il daspo per la durata di 5 anni. Tutta la vicenda è stata inquadrata come una vendetta dei tifosi dell'Udinese per l'assalto subito da alcuni di loro il 30 ottobre del 2024 a Venezia da parte degli ultras lagunari. Sabato scorso gli austriaci erano venuti ad Udine per festeggiare i 25 anni di gemellaggio con i bianconeri. Poi tutto è degenerato nei gravi fatti del post partita. Le indagini ora proseguono per identificare gli altri partecipanti all'assalto, che sarebbero in tutto tra i 40 e i 60. E sentiamo dunque il commento dell'avvocato Giovanni Adami, difensore di 7 degli 8 ultra imputati per l'assalto al treno al termine dell'udienza. Abbiamo concordato col pubblico ministero un'applicazione della pena appena sospesa, 2 anni per uno, 1 anno e 10 per un secondo e la maggior parte 1 anno e 8, che sicuramente permette nel corso del pomeriggio di tornare agli assistiti, alle proprie famiglie, al proprio lavoro. Chiaramente avevamo altre aspettative, non perché il fatto non sia grave, il fatto è gravissimo, non dovrebbe mai capitare, ma perché avevamo preparato bene in termini anche di dettaglio soggettivo dei clienti, tutti i lavoratori, tutti incensurati, tutti senza precedenti d'aspo, e avevamo un po' documentato questa situazione. Ad ogni modo non si può che essere, tirando le somme soddisfatte, perché la situazione era grave, i capi di imputazione erano pesanti, non c'era il tempo per ottenere le attenuanti generiche con un risarcimento, perché abbiamo lavorato in 48 ore, quindi bisogna essere soddisfatti così. La giornata era iniziata bene, c'era stata una bevuta di birra e mangiata di panini assieme, durata poco perché erano arrivati in ritardo per il traffico, e poi la partita è andata bene, poi l'epilogo non è stato dei migliori. Se posso spezzare una lancia, ci sono stati 25 anni che iniziamo a festeggiare quest'anno come curva, dove non c'è mai stato un episodio di questo tipo, ma anche di gravità molto minore. Questo dunque il commento dell'avvocato. Ci spostiamo a Padova sempre per la cronaca. Il giallo poi di Borgo Veneto ancora non è in grado di parlare con i carabinieri. La 55enne ritrovata esanime accanto al corpo senza vita del compagno. Intanto è stata eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo e la procura di Rovigo ha incaricato i RIS di Parma di effettuare un ulteriore sopralluogo. Un arco temporale di 45 minuti, questo è il tempo in cui si è consumata la tragedia che ha sconvolto la piccola comunità di Borgo Veneto. Dagli accertamenti sui cellulari e dalle testimonianze, gli investigatori hanno stabilito che i fatti siano avvenuti intorno all'ora di pranzo, tra le 12:30 e le 13:15, l'ora in cui una vicina ha sentito delle urla provenire dall'abitazione di via Rossini. Silvano Vigato, 65 anni, si è sparato un colpo di pistola, cosa è accaduta alla compagna 55enne ancora
avvolto nel mistero. A scoprirla priva di sensi accanto al corpo esanime del suo fidanzato, la figlia che intorno alle 16 ha dato l'allarme. La 55enne è stata estubata domenica all'ospedale di Schiavonia, dove è ricoverata. Non è più in pericolo di vita, ma non ancora in grado di sostenere un interrogatorio dei carabinieri che speravano di poterla sentire per chiarire una volta per tutte l'accaduto. Se sia stata accolta da malore, se abbia tentato di fermare il compagno e sia poi caduta e svenuta. Gli esami svolti finora non hanno evidenziato nulla. La procura di Rovigo, proprio per poter eseguire ogni tipo di accertamento, ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio e lesioni personali a carico di ignoti. Ci vorranno settimane, forse un paio di mesi invece, per conoscere l'esito degli esami tossicologici eseguiti sul corpo di Silvano Vigato. Ieri è stata eseguita l'autopsia. La procura di Rovigo ha incaricato inoltre l'IS di Parma di svolgere accertamenti tecnici e un ulteriore sopralluogo nella villetta. La svolta definitiva però arriverà quando la 55enne finalmente potrà parlare, nella speranza che ricordi l'accaduto. Lo avevamo annunciato con il primo collegamento in apertura della nostra prima edizione. Il nostro Christian Arboit si è spostato sempre in zona Susegana, un cartello affisso a un bar che sostanzialmente vieta l'accesso a un determinato tipo di clientela. Dopo l'aggressione che era successa proprio di fronte a questo bar i primi dell'anno, in cui era rimasto gravemente ferito un ragazzo, ora i proprietari di questo esercizio non ci stanno più. Christian, buongiorno, quali sono le novità? Sì, buongiorno di nuovo Edi, ci siamo spostati di qualche centinaio di metri rispetto alla location di prima, quando vi abbiamo raccontato dello sgombero al casello. È stato ribattezzato il cartello anti-Maranza ed è questo, tutto si sta creando da qui e sta diventando un caso anche mediatico. Ingresso selezionato, no cappellini, no tuta. Tra l'altro proprio oggi questo locale sta osservando il giorno di chiusura, quindi ingresso selezionato. Perché selezionato? Perché come ben ricordavi tu, a inizio anno qui c'è stata un'aggressione shock che aveva riguardato l'intero centro qui di Ponte della Priula, dove per giorni e giorni a terra c'erano i segni anche dell'aggressione, tracce di sangue e quant'altro. Da lì si era aperto un dibattito sulla sicurezza del locale e non solo, soprattutto sul genere di clienti, di frequentatori di questo locale. E si era aperto anche un tavolo in comune, il sindaco, l'assessore competente avevano incontrato il titolare e una delle misure è questa, quindi vietare l'ingresso a chi ha tute e cappellini, quindi di fatto ai cosiddetti Maranza. Il dibattito è aperto, qui con noi abbiamo un giovane di Ponte della Priula che saluto e ringrazio, si è fermato qui con noi, stiamo così un po' sentendo l'umore della popolazione. È Matteo, 22 anni. Sì. Che cosa ne pensi di questo cartello che sta facendo discutere? Sinceramente io sono un ragazzo qui di Ponte della Priula e non frequento questo bar. Detto questo, comunque se loro pensano che vietando comunque l'indosso di cappellini oppure di tute si possa risolvere il problema, diciamo avranno fatto le loro considerazioni del caso e comunque se questa è la loro linea viene rispettata, insomma. Mi pare di capire che un cartello non basta, insomma, non può bastare per un fenomeno, quello di Maranza, che insomma riguarda il centro di Treviso ma anche un po' anche i centri più periferici. Non saprei sinceramente, adesso loro stanno provando con questa iniziativa, dunque vedremo un attimo a cosa porterà, insomma. Magari potrebbe essere un passo in avanti, questo non lo so, dunque magari è una delle prime iniziative che sento qui della zona in cui vietano appunto questo abbigliamento un po' più da Maranza. Esatto, un po' ecco, più. Tu da giovane come definiresti Maranza? Chi sono i Maranza? Chi sono i Maranza? È gente comunque come tutti noi, solo che hanno questo modo di atteggiarsi un po' differente, che sia magari nell'abbigliamento o comunque nei modi, un po' più come si può dire, sopra le righe. Sopra le righe. Però appunto questo atteggiamento sopra le righe ogni tanto può sfocia in episodi un po' sgradevoli, insomma. Come è successo? Sì, esatto. Ecco, in quel caso tra l'altro va detto era stato poi identificato
un ragazzo giovanissimo della zona, e la vittima era migliorata settimana dopo settimana, ma era stata un'aggressione shock che arrivava 2 settimane dai fatti di Castel Menardo a Treviso con l'uccisione di Francesco Favaretto, quindi parliamo di un episodio molto grave che aveva destato preoccupazione qui a Ponte della Priula, dove per l'appunto il sindaco e gli assessori competenti hanno incontrato il titolare e da lì insomma si stanno adottando delle contromisure. Se e quanto questo cartello servirà, insomma, staremo a vedere, caro Matteo. Grazie a voi. Grazie, gentilissimo davvero. A te la linea, Edi. Per il momento è tutto da Ponte della Priula. Grazie mille Cristian, ovviamente anche al tuo ospite. Avete sentito un cartello che sta facendo anche molto discutere. E dunque andiamo, è l'apertura dell'home page del Gazzettino.it. Chiedo gentilmente a Alessandro Granziere e Tommaso Migot che mi aiutano alla regia. Il caso del neonato seviziato dal papà 22enne che voleva i sussidi per un'eventuale disabilità e fare causa all'ospedale per avere poi un risarcimento danni. Sono migliorate le condizioni del neonato vittima appunto di questa terribile storia di maltrattamenti e che è ora ricoverato all'ospedale di Padova. Vediamo il servizio di Federico Fusetti. Il neonato, vittima di sevizie inflitte dal padre, anche finché era ricoverato, è stato dimesso dall'ospedale di Padova e ora si trova in un centro di assistenza per bambini maltrattati, dove rimarrà per alcuni mesi per la riabilitazione. La vicenda risale allo scorso autunno e il bimbo, nato a maggio, era stato ricoverato in terapia intensiva neonatale con gravi lesioni al cavo orale. Le indagini e le telecamere nascoste avrebbero permesso di sorprendere il padre, un 22enne vicentino, poi arrestato dalla polizia, mentre maltrattava il piccolo. Secondo gli investigatori non avrebbe voluto ucciderlo, ma piuttosto causargli una disabilità permanente per poi ottenere un sussidio di invalidità e anche un risarcimento economico dall'ospedale contro cui stava intentando una causa per negligenze nelle cure. Il padre è stato arrestato a fine ottobre, mentre il bimbo, che ora ha 8 mesi, è al sicuro e sta seguendo un percorso di riabilitazione. È in corso, è iniziata circa una mezz'oretta fa a Palazzo Balbi la consueta conferenza stampa, il punto stampa del Presidente Zaia con i vari ordini del giorno. Ci collegheremo tra poco anche con il nostro Filippo Vois che sta seguendo la conferenza. Intanto oggi 4 febbraio è la giornata mondiale contro i carcinomi, i tumori e la nostra redazione di Padova con la nostra Valentina Visentina ha preparato un contributo proprio in virtù di questa importante giornata. Da Padova, infatti, grazie all'associazione Piccoli Punti e con il patrocinio dell'università, parte un progetto dedicato alla spiegazione di quelli che sono i principali fattori di rischio di un tumore molto comune come è quello della pelle. Ce ne parla un esperto in compagnia della nostra Valentina Visentina. Sentiamo. Oggi 4 febbraio è una giornata molto importante, la giornata di prevenzione contro i tumori, è una giornata molto importante perché parlare di prevenzione non è mai abbastanza. In particolare si parla di melanoma che è il 5° tumore per incidenza in Veneto ma anche in tutta in Italia. Quanto è importante la prevenzione ce lo spiega il professor Carlo Riccardo Rossi, che è stato in passato direttore della chirurgia del melanoma e dei sarcomi dello IOV e che insieme all'associazione Piccoli Punti ETS ha ideato anche un modo molto diretto per comunicare l'importanza della prevenzione anche ai più giovani, ovvero con un podcast. Professor Rossi, cosa racconterà in questo podcast? È un podcast che è rivolto sia alla popolazione sia a chi ha avuto melanoma. Si basa sostanzialmente sulle domande che di solito i pazienti fanno, ma è soprattutto rivolto a un fatto che la gente in questo modo dovrebbe venire a contatto con un vocabolario più semplice, in modo tale da capire qual è la terminologia che i medici usano ed essere quindi più consapevole sia dal punto di vista, diciamo, della prevenzione, che significa l'autovalutazione sostanzialmente ed eventualmente la richiesta di una visita al medico,
Oppure appunto uno stile corretto di vita, che significa prevenzione primaria e quindi significa poi avere un rapporto corretto con il sole, non esporsi al sole nelle giornate più solatie, soprattutto al mare e in montagna durante le ore centrali della giornata, mettersi le creme, quelle cose che sappiamo e che però non tutti eseguono in ordine di avere un corretto rapporto con il sole. Il podcast parte da qua, parte dalla prevenzione primaria, si sviluppa sulla prevenzione secondaria, quindi cercando di far capire alle persone come possono guardarsi e quando c'è bisogno di fare una visita, chiamiamola dermatologica, però è sempre bene che ci sia un filtro del medico prima di andare dal dermatologo, secondo me, e si sviluppa poi anche spiegando che cos'è la cura. Quali sono i principi della cura sia chirurgica sia medica, e oggi abbiamo dei grossi avanzamenti sia in ambito chirurgico che medico, e soprattutto abbiamo degli avanzamenti in ambito molecolare, perché oggi la terapia non è più una terapia soltanto chemioterapia classica, ma è diventata terapia bersaglio, è diventata terapia molecolare, è diventata immunoterapia. Ogni quanto si consiglia una visita dermatologica in questo caso, che magari non è quella tra le più diffuse? Guardi, importante è capire a che rischio si è. Abbiamo fatto come associazione Piccoli Punti anche uno strumento che si chiama melanometro. Basta andare su Google, scrivere sul telefono melanometro e questo strumento esce. Sono 8 domande alle quali rispondere. Alla fine il melanometro dà una risposta: sei a basso, medio o alto rischio. Soltanto i soggetti considerati ad alto rischio hanno bisogno in realtà di una visita dermatologica. Gli altri soggetti possono fare l'autovalutazione, che significa guardarsi non troppo spesso, guardarsi tutte le parti del corpo, ricordarsi come si è fatto oggi, domani e dopodomani, e sospendere l'autovalutazione per 4 mesi e rifarla per tutta la vita. I soggetti a basso e medio rischio non necessitano necessariamente di una visita dermatologica, solo alla necessità, nel senso che se scoprono qualcosa, come per esempio un neo nuovo dopo i 40 anni, o un neo che cambia, o un neo molto diverso dagli altri, ecco, in questo caso è bene che chiedano un consiglio al medico e poi eventualmente la visita dermatologica. Insomma, oggi si parlerà molto di tumori e essendo appunto la giornata internazionale contro i tumori è dedicata poi anche alla prevenzione di questi e alla divulgazione della cultura della prevenzione. Andiamo subito a Venezia perché il Presidente Zaia sta parlando proprio di sanità. Allora, vado a memoria, penso che avremo... È intervenuta l'assessora Lanzarini, l'assessore alla salute. Appena riprenderà la parola il Presidente sentiremo poi il punto di questo. Ci diceva il nostro collega Filippo Fois che sta ascoltando la conferenza. Sono stati dati dei dati su come sta la popolazione del Veneto in questo senso, su poi ovviamente quanto riguarda la carenza di medici e personale medico. Prima di andare in pubblicità vi ricordo il sondaggio che vedete qui in sovraimpressione. Meloni e Nordio indagati, chi ha ragione, il governo o le opposizioni, digitati i numeri che vedete in sovraimpressione. Pochi istanti di pubblicità e poi torniamo in diretta. Eccoci tornati in diretta, prima edizione, insieme ancora fino alle 13:30, ancora le notizie dal territorio. Abbiamo lasciato il nostro Christian Arboit da Susegana nel Trevigiano per parlare di ragazzini che davanti ai bar insomma si ritrovano per compiere atti di vandalismo, ma anche moltissime risse. Questo succede nel Trevigiano, come succede invece nel Bassanese. Ed è lì che ci spostiamo dove vedo già collegato il nostro Alex Giuliano, che saluto e ringrazio in compagnia dei suoi ospiti per parlare di atti di vandalismo, ragazzini sempre più scatenati, e per questo i sindaci corrono i ripari adottando il pugno duro. Cosa sta succedendo? Alex, buongiorno. Buongiorno allo studio, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo a Romano Dezzelino in compagnia del sindaco Simone Bontorin e dell'assessore alla sicurezza Paolo Rossetto. Perché? Perché
Tanti, troppi sono gli atti vandalici che in questi mesi hanno colpito tutto il territorio, da Bassano a Mussolente, inevitabilmente anche il territorio di Romano Dezzelino. Un'amministrazione, sindaco, che in passato ha sempre avuto un approccio quasi comprensivo nei confronti dei giovani che commettono atti vandalici, cercando il dialogo, cercando un confronto costruttivo, ma adesso si cambia e si passa al pugno duro. Nel passato questa amministrazione ha cercato, sia con le politiche giovanili e quindi anche con un approccio preventivo nell'intercettare il disagio giovanile, ma soprattutto con quello di coinvolgere tutti i ragazzi, a limitare questo tipo di atti e soprattutto a far sì che chi veniva trovato nel danno o purtroppo veniva individuato in modo indiretto si presentasse qui in comune per poter parlarne assieme, anche se minorenne, assieme alle proprie famiglie. Negli ultimi mesi ci siamo resi conto che taluna volta alcuni di questi ragazzi già contattati in passato sono stati autori in modo diretto o indiretto di nuovi atti vandalici che in passato hanno avuto un trattamento diverso con la riproposizione e la riparazione, ma che adesso ci hanno stancato. Quindi adesso abbiamo deciso di andare avanti con quella che è la denuncia, il seguire le regole che lo Stato italiano si è dato e di conseguenza con l'assunzione di responsabilità da parte di tutti gli autori. Pugno duro dunque dell'amministrazione comunale, amministrazione che Assessore in questi mesi, in questi anni ha lavorato però tanto anche sulla prevenzione, sulla formazione, con tanti incontri ad esempio in collaborazione con le forze dell'ordine, e sulla videosorveglianza. Pensiamo a un quartiere un po' problematico come Quartiere Cristallo, che è stato riqualificato. Adesso si punta a implementare ancora di più la presenza di telecamere. Assolutamente sì, noi annualmente destiniamo una parte del nostro bilancio per implementare la videosorveglianza, ma anche per migliorare quello che è la parte del software vero e proprio, quindi del sistema che va poi a memorizzare e individuare eventuali movimenti sospetti. Chiaramente non potrà mai essere una copertura al 100% del territorio e quindi contiamo sempre anche poi su tutte quelle che sono le segnalazioni da parte dei cittadini e quello che è poi il progetto del controllo di vicinato che stiamo portando avanti. In chiusura, Sindaco Bontorin, possiamo lanciare un appello o quantomeno, mettendolo tra virgolette, un avvertimento ai giovani, a coloro che magari commettono e hanno commesso questi atti vandalici? Da adesso si cambia, la storia cambia, insomma. Sì, come vedete le porte del municipio sono sempre aperte per il confronto, la partecipazione a tutti i nostri incontri è sempre la massima e vogliamo che sia sempre più diffusa nella sua comunicazione, ma adesso ci siamo proprio stancati. Abbiamo delle comunità che sono anche esasperate, abbiamo dei cittadini che si rivolgono a noi quotidianamente per degli atti che purtroppo vengono compiuti da ragazzi, perché il nostro territorio, già ricco di videosorveglianza e di telecamere, li inquadra. Non abbiamo i volti, ma li stiamo per cercare e con le denunce che abbiamo fatto si arriverà purtroppo anche alla loro identificazione. Dico purtroppo perché nel momento in cui si danneggia un bene pubblico, un bene collettivo, il reato diventa penale e di conseguenza tutti devono pensare che l'assunzione di un reato penale e la responsabilità di questo è ben diversa da una bravata. Quindi, cari ragazzi e cari famiglie, facciamoci vicini e capiamo che queste cose a Romano non succederanno più. E da Romano Dezzelino è tutto, noi restituiamo la linea allo studio. Grazie Alex, abbiamo capito appunto l'intento dei sindaci e dei vari assessori per contrastare questo tipo di fenomeni. Subito però a Venezia sta parlando il presidente Zaia, sentiamo. Che è rappresentato dal fatto che scade una concessione e questa concessione, se non va se non ci candidiamo a tentare di poter fare qualcosa, va nella nuova società creata in house a livello nazionale, tutto qua. Quindi resterebbe comunque pubblica. Considerate che CAV ha sostanzialmente al 51% cioè siamo a metà, cioè, mettiamolo così, metà capitale è ANAS e metà è Regione, quindi è una società che già ha utili nella gestione del passante e ha dimostrato di avere un buon know-how, una buona governance. Adesso vedremo cosa accade. Solo due dettagli, c'è chi dice ci sarà un valore di subentro da pagare di ben 1 miliardo, c'è chi dice no, non è così e comunque sai anche... Guarda, no, io non te lo so dire, il Bob a Cortina costa 118 milioni di euro, portiamo a casa 1,8 miliardi.
Bisogna vedere sempre i conti da tutte gli investimenti. No, bisogna sempre, a me hanno insegnato all'università, siccome ho fatto anche economia, che i bilanci vanno visti sulle due colonne, no? Cioè, è banale capire questa roba, come la partita IVA, le entrate e le uscite. Noi parliamo del miliardo da pagare, ma possiamo parlare anche di quanto portiamo a casa. A me sembra che oggi, guardando i bilanci di quel pezzo di strada, sia assolutamente conveniente pagare anche 1 miliardo, se fosse quello il problema. E le accuse dell'opposizione di un'operazione che invece servirebbe a pagare quelli che vengono definiti i buchi della Pedemontana? A parte il fatto che i buchi della Pedemontana quest'anno quanto sono? Siamo a 80.000 veicoli, è sempre più trafficata e quindi vuol dire che ha funzionato. 80.000 veicoli cosa vuol dire? Vuol dire che se la chiudessimo ci sono 80.000 veicoli per le strade normali, forse bisognerebbe fare un refresh ogni 2 o 3 mesi, chiudere un giorno, ma perdiamo 500.000 euro se chiudiamo un giorno, quindi non la chiuderemo mai. Adesso peraltro io spero che si chiuda velocemente il tema degli sconti con col sistema di esazione e quindi la possibilità di attivare quello sconto del 60% del quale abbiamo parlato. Avevamo detto febbraio-marzo. Riprendiamo la parola, torniamo in studio e questo avete sentito, il presidente Zaia stava parlando appunto delle concessioni autostradali A4 Brescia-Padova, insomma poi l'intento sostanzialmente che coprirebbe, andrebbe un po' a coprire i buchi provocati dalla Pedemontana. Ovviamente avremo tutti i dettagli nelle edizioni regionali dei telegiornali di questa sera e andiamo invece nel Vicentino con la nostra Luisa Bertini, perché appunto ve l'avevo già anticipato, il tema della sicurezza oggi è un termine che è un tema cardine di questa puntata, perché in prefettura si sta discutendo il comitato dell'ordine e della sicurezza, si sta appunto discutendo di sicurezza, perché in questi mesi insomma Vicenza è stata teatro di particolari scontri e vicende che insomma hanno fatto anche un po' preoccupare la cittadinanza e poi anche l'istituzione delle zone rosse. Insomma, Luisa, di cosa si sta parlando? Quali sono i temi sul tavolo oggi? Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi siamo proprio sotto la prefettura, dove è ancora in corso il comitato per l'ordine e la sicurezza. Sul tavolo, come anticipai, diversi temi caldi, in primis la gestione della sicurezza per quello che riguarda la partita che si svolgerà il 16 febbraio allo Stadio Menti tra Vicenza e Padova, con l'obiettivo ovviamente di pianificare le misure di sicurezza per evitare gli scontri tra tifosi, come era accaduto nel caso del 29 ottobre del 2023, quando i bus navetta erano stati presi di mira da un gruppo di ultras. Quindi sicurezza tema sul tavolo, e secondo le prime indiscrezioni ci sarebbe la volontà di istituire una sorta di zone rosse tra lo stadio e la stazione, proprio per i tifosi e per permettere al controllo di essere rafforzato proprio in quelle zone. Così come si parla della scorta ad ogni pullman, quindi ogni pullman navetta dei tifosi sarà scortato. Altro tema caldo, quello relativo al bocciodromo e all'occupazione degli attivisti del centro sociale che hanno occupato appunto l'immobile poche ore dopo il passaggio di proprietà dal comune a Iricav, e hanno annunciato di voler mantenere ferma questo punto, quindi l'occupazione a oltranza, proprio per manifestare contro la TAV, tema che ovviamente ha acceso anche un dibattito tra i cittadini sul tema e anche a livello politico è molto dibattuto. Io adesso, prima di lasciare la linea allo studio, vi faccio sentire anche le voci che abbiamo raccolto da parte dei cittadini, poi la linea torna allo studio. Continua l'occupazione del bocciodromo nel quartiere Ferrovieri da parte degli attivisti dei centri sociali. Nelle loro intenzioni, da venerdì scorso, questo spazio, destinato ad essere abbattuto per fare posto ai cantieri della TAV, simboleggia il dissenso contro il raddoppio delle linee ferroviarie e un manifesto contro le conseguenze negative che una parte del tessuto economico-sociale dovrà necessariamente subire. Un gesto dimostrativo avvenuto proprio nel momento del passaggio di proprietà dell'immobile tra il comune e Iricav 2,
su cui la Digos continua a sorvegliare. Un gesto eclatante che però non sembra registrare il consenso della maggior parte dell'opinione pubblica dei vicentini. Le situazioni di forza non mi piacciono mai. La prepotenza e la violenza non fa parte della mia maniera di pensare. Io sono contro qualsiasi tipo di violenza, anche centri sociali. Si può manifestare anche senza violenza se uno ci crede. Però vedo che fanno quello che vogliono quando hanno deciso, quello è. Le proteste sono sempre giuste se portano a qualcosa di positivo. Anche se si infrange la legge? Ma infrangere la legge penso che non sia giusto comunque. Io non capisco perché non li abbiano già cacciati da un bel po', fanno solo danno, cosa servono? Adesso non è per dire che sono di sinistra, perché direi anche per quelli di destra, di centri sociali, ma se uno fa danno bisogna toglierlo, poi non pagano neanche gli affitti, ma com'è possibile? Io fossi il proprietario veramente mi cavolerei. Perché non c'è più rispetto per nessuno, per anziani, piccoli, giovani. È un tasto dolente, quindi dovrebbero trovare la soluzione giusta perché insomma c'è anche bisogno di punti di incontro per i giovani. Ci sono 1000 modi per avere i propri diritti, sicuramente non occupando il bocciofilo, insomma, ecco. Qualsiasi violenza che venga fatta dai centri sociali o da chi che sia è da condannare. Nel caso specifico la TAV non può altro che portare interessi economici e più vivibilità dal punto di vista economico alla città, quindi da condannare questi centri sociali che se la sono presa un po' troppo in maniera molto garibaldina, cercano sempre in ogni maniera di confutare e di contrastare in maniera scorretta qualsiasi azione che al limite in via teorica potrebbe essere anche giusta, ma non sono questi i modi da gestire. E con questo apriamo invece un piccolo spazio di approfondimento dedicato ai temi dell'economia, economia globale, economia italiana, che poi ovviamente ha ripercussioni ed effetti anche sulle nostre vite quotidiane. Per questo saluto e ringrazio per essere in nostra compagnia Roberto Antonietti, professore di politica economica all'Università di Padova, per essere con noi. Buongiorno a lei, buongiorno. Buongiorno, insomma, professore, sono dati di pochi giorni fa, per il terzo semestre consecutivo l'Italia è a crescita 0,05 contro l'obiettivo dell'1% a fine 2024 che il governo Meloni si era prestabilito, di qui anche una corsa ai ripari, il passo indietro sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio, insomma sono tutte ripercussioni che vanno, sono tutte fattori che vanno poi a ripercuotersi su le tasche di noi cittadini e non solo. Che cosa sta succedendo in Italia? E poi facciamo un salto poi nel globale, andiamo a vedere un po' cosa sta succedendo oltreoceano. Buongiorno, in Italia stiamo tornando a quello che è stato un po' il trend pre-Covid. Non dimentichiamoci che abbiamo vissuto qualche anno post-Covid in cui abbiamo avuto un forte impulso grazie a delle politiche pubbliche espansive molto forti. Non dimentichiamoci che siamo ancora sotto il regime del PNRR e non solo noi, ma anche insomma, i nostri vicini hanno adottato politiche di sostegno ai redditi, di impulso all'economia molto forti. Quindi adesso stiamo un po' tornando, si sta un po' sgonfiando questo effetto e stiamo tornando sui ritmi di crescita a noi consoni, ahimè, e quindi siamo sempre sullo 0, non riusciamo ad arrivare all'1%, posto che poi le stime comunque vanno sempre un po' riviste in corso d'opera. Ogni manovra, chiaramente i redditi, noi siamo un paese, non dimentichiamoceli, all'interno dell'Europa e dei paesi OCSE in cui i salari hanno stagnato, sono cresciuti pochissimo, non sono addirittura cresciuti. Certo. Quello che lei mi dice non è nulla di nuovo, insomma, è storia ben nota e le cause sono molteplici, ora è un po' difficile elencarle tutte. Sono un po' fenomeni che non hanno riguardato poi solo l'Italia, vediamo poi anche Germania e Francia che stanno più o meno allo stesso livello di crescita dell'Italia, mentre magari negli anni precedenti alla pandemia crescevano molto di più. A livello europeo, secondo lei, cosa sta succedendo? Come possiamo riuscire a spiegare questi fenomeni anche alla luce dell'obiettivo dell'1% che il governo Meloni si era prefissato e che non ha ottenuto in qualche modo? Anche in Europa la storia a volte è abbastanza simile. L'Italia ha le sue peculiarità, però non dimentichiamoci che qui è un periodo molto particolare questo, di grande incertezza
E va considerato il fatto che sicuramente il quadro internazionale incide, è inutile negarlo, perché stiamo parlando di effetti legati ancora alla pandemia molto dirompenti, quindi i costi dell'energia sono di fatto esplosi, poi si sono riabbassati e poi l'arrivare delle guerre ha complicato ulteriormente il quadro, quindi le aziende ma anche le famiglie si trovano a operare con costi energetici crescenti. Non dimentichiamoci anche che Francia e Germania stanno vivendo delle crisi profonde, crisi di natura politica, interna, ma anche economica, quindi il modello probabilmente basato semplicemente sull'export, per esempio, della Germania, va un attimo rivisto e l'Unione Europea sta cercando adesso con le proprie strategie di autonomia strategica di provare insomma a rendere il mercato europeo un po' più forte e un po' più autoreferenziale, così in modo da dipendere meno dalle economie esterne come Stati Uniti e Cina. Certo. Però è un momento molto delicato sicuramente. E poi abbiamo proprio notizia di questi giorni nei giornali, insomma, che la Presidente Meloni sta cercando di, usiamo il termine, addomesticare un po' il Consiglio europeo, che si vorrebbe schierare apertamente contro i dazi di Trump. Meloni dice invece dobbiamo cercare un dialogo, non dobbiamo creare muri. Stiamo vedendo un po' quello che sta accadendo anche oltreoceano, questi insomma interventi del presidente neoeletto presidente Trump, prima i dazi al Messico, poi ritirati per questo potenziamento di forze dell'ordine alle frontiere per bloccare il flusso di migranti in Messico, così come in Colombia. Insomma, secondo lei, da esperto, insomma, che cosa ci dovremmo aspettare in questo senso e come l'Europa potrebbe risollevarsi in qualche modo, comunque non stagnare tanto quanto invece sta magari facendo, e a che pericoli stiamo andando incontro? Dunque, allora, il problema è che ogni giorno e probabilmente più volte al giorno ne vediamo una nuova. Credo che le politiche aggressive iniziali di Trump stiano un attimo arrivando al palo ed è oggi di fatto, quindi con come dire, questa pausa che ha concesso a Canada e Messico, il presidente Trump ha un po' scoperto le proprie carte. Non è stato un abile pokerista da questo punto di vista, è come se avesse un po' bleffato, provare a bleffare con un rilancio molto forte, ma il rischio di controrilancio da parte di tutte le altre controparti lo ha evidentemente fatto un attimo rinsavire, rallentando appunto, addirittura bloccando l'imposizione dei dazi. Imposizione dei dazi che per gli Stati Uniti nel breve periodo sarebbe molto pesante, rinnescherebbe dei rischi di inflazione che né i cittadini americani né la Fed assolutamente vorrebbero. Però l'obiettivo di Trump ora è molto chiaro, era quello di negoziare in un qualche modo, arrivare a degli accordi sull'immigrazione, probabilmente anche sulla diffusione del fentanyl, quindi certo, su questi controlli. L'Europa da questo punto di vista, allora, finché noi non vediamo i dazi scritti nero su bianco, naturalmente è difficile operare delle contromosse. Se è vero il gioco appunto di Trump si estenderà anche all'Europa, significa che anche Trump starà cercando, Trump e aggiungiamo anche Elon Musk, perché questa nuova iniziativa mega naturalmente va tenuta in considerazione, cercherà di arrivare a mediare anche con l'Europa. Non ricordiamoci che l'Europa, specialmente la Germania, e qui ci allacciamo anche a prima, la Germania, il fatto che la Germania venga potenzialmente colpita insieme agli altri paesi da dei dazi sarebbe un problema per l'Europa, ma soprattutto perché l'Europa si vedrebbe costretta a rilanciare con dei controdazi. Ora, il dialogo sicuramente è sempre utile e necessario. Laddove però gli Stati Uniti dovessero, ripeto, e io non ci scommetterei ad oggi, ma dovessero imporci ulteriori dazi, non pensare all'imposizione di controdazi di rappresaglia sarebbe un po' difficile, quindi l'Unione Europea si troverebbe quasi costretta a dover fare questo. Però insomma gli Stati Uniti ci stanno un po' dando anche il là per un po' riformulare le nostre politiche anche interne europee, specialmente politiche industriali. Non dimentichiamoci che l'Europa ha lanciato il Competitiveness Compass 2 o 3 giorni fa, insomma lì è tracciata un po' la rotta anche per il settore automotive per i paesi europei stessi. Ce lo spieghi, se possiamo, così ci dà anche un po' uno sguardo su quello che sta facendo l'Europa in questo senso, dato che poi anche colpisce moltissimo il Veneto questa crisi dell'automotive anche per tutti i settori a lui affini.
Certo, questo è un settore cruciale per noi. Ci sono diverse iniziative in campo. Ora, ricordiamoci sempre che la von der Leyen è stata da poco rieletta e quindi sta in questi giorni proprio riformulando e dialogando con tutte le parti per rilanciare le politiche industriali europee. C'è sullo sfondo come grande bussola, diciamo, il rapporto di Mario Draghi sulla competitività in Europa, quindi le linee guida sono già tracciate in quel rapporto, quindi necessità di aumentare chiaramente gli investimenti in innovazione per cercare di colmare il gap e cercare anche di spingere ulteriormente sulla sostenibilità in qualche modo dei processi produttivi. Questo implica che l'Europa deve investire parecchio. Io dubito che si arriverà a spendere gli 800 miliardi individuati da Draghi. Già la metà sarebbe un successo probabilmente storico, però ecco, su questo sicuramente i paesi europei devono capire che devono fare uno sforzo comune maggiore, al di là insomma delle poi le promesse che faranno a Trump. Detto questo, ecco, il Competitiveness Compact è da poco uscito, anche lì si tratta di tutta una serie di misure principalmente orientate a sgravi fiscali sulle imprese, specialmente le piccole e medie imprese, e anche sull'autonomia strategica che riguarda essenzialmente fattori come le materie prime, le terre rare, ma anche la componentistica, cercando di creare, e qui ci rilacciamo un po' anche al rapporto Letta, 2024 un mercato europeo integrato e che emerga un po' come terzo polo alternativo a Stati Uniti e Cina. È molto difficile perché Stati Uniti e Cina hanno già un vantaggio anche tecnologico molto rilevante in alcuni settori strategici, vedete l'intelligenza artificiale, vedete anche l'aerospazio, insomma, in cui possiamo ancora giocarci qualcosa. Però insomma se c'è uno sforzo comune e coordinato, certo se perdiamo tempo su altre questioni, diciamo queste passeranno sempre in secondo piano e quindi anche gli sforzi economici rischieranno di essere vanificati. Competitivi su quelli che sono i settori che adesso un po' governano il mercato globale, quindi lo spazio, immagino, e l'intelligenza artificiale, questo ci sta dicendo, professore? Sì, ci sono alcuni settori indubbiamente strategici, non possiamo pensare di essere strategici ovunque, però insomma ci sono settori in cui abbiamo un know-how molto forte, la meccanica per esempio, l'aerospaziale come è stato detto è un settore assolutamente strategico e che rappresenterà sicuramente un settore del futuro. Non dimentichiamoci anche i settori legati alla sanità, al biomedicale, dove abbiamo tante competenze, tanta tecnologia anche da produrre e da vendere e anche l'Italia in questo può dare un grosso contributo, perché il nostro contributo anche in termini a volte innovativi di alcune imprese è importante. Certo. Rimane sempre anche sullo sfondo naturalmente e ahimè devo dire da un certo punto di vista anche le tecnologie militari, però ecco su questo io spererei che magari si potessero riconvertire in un qualche modo a usi un po' più strategici. Insomma, lei prima accennava al PNRR, un importante boost all'economia europea e che ha dato benefici anche all'Italia, ma che sembra non aver fatto decollare come si sperava un po' questa ripresa post pandemia. Come la vede lei? Questo è una grande sfida effettivamente, noi abbiamo speso pochissimo del PNRR, il problema è un po' un trade-off. Nel senso, chiaramente da un lato bisognava e bisognerebbe, perché c'è ancora un piccolo margine, spendere di più di quello che ci è stato concesso. Dall'altro naturalmente poi saranno somme che in parte saranno comunque da restituire, quindi comunque andranno a debito per l'Italia, ma laddove queste spese andassero veramente per esempio, a modernare le infrastrutture del paese, andassero a migliorare anche la capacità innovativa delle imprese e magari anche favorendo la transizione sia digitale che ambientale, ecco che sarebbero soldi ben spesi. Non sarebbero soldi ben spesi, sarebbero investimenti, certo, ovvero spese correnti che poi come danno luogo a un flusso futuro di benefici, chiaramente. Quello che sostanzialmente questi bonus che l'Italia ha usato durante la pandemia fino al post non hanno effettivamente prodotto nell'economia, giusto? Ma adesso non stiamo vedendo dei ritorni, diciamo, l'abbiamo visto inizialmente anche perché c'era un po' proprio l'arrivo, chiamiamolo un po' artificioso, della montagna di risorse che abbiamo in parte utilizzato. È un po' presto per fare delle valutazioni adesso, va detto. In genere questi sono piani di investimento che hanno, come dire, un impatto anche pluriennale. Probabilmente dovremmo aspettare ancora un paio d'anni prima di avere un primo quadro per fare delle valutazioni.
in itinere, ecco sì, sicuramente non si sta vedendo, ma non lo sta vedendo nessuno, è solo credo un po' la Spagna che sta crescendo un pelino sopra gli altri, ma né Francia né Germania, anzi sono paesi in crisi, quindi attenderei un attimo prima di sbilanciarmi sull'insuccesso del PNRR. Probabilmente sarà un successo selettivo, probabilmente ci saranno alcuni settori in cui gli investimenti avranno dato o daranno frutti maggiori, altri dove invece non avranno attecchito. Senta, tutte queste dinamiche che ovviamente hanno ripercussioni anche poi su noi singoli cittadini, che cosa ci aspetta per il 2025? Il 2025 a mio modesto parere non sarà un anno facilissimo. Difficile pensare a una ripresa molto forte, come abbiamo già detto, i numeri sono abbastanza bassi e tutto dipenderà molto dal quadro internazionale, chiaramente. Dipenderà molto da quello e dai costi dell'energia. Io non credo che nel 2025 sono attesi alcuni fenomeni, per esempio l'eventuale cessazione delle guerre, per esempio, potrebbe avere delle ripercussioni anche sulle forniture di gas e forniture di materie prime, però sono tutti eventi che ad oggi sono difficilmente prevedibili. Avremo la stabilità politica, spero, da un lato, avremo le elezioni in Germania che saranno decisive, perché la Germania è un po' il paese centrale anche dell'Europa. Certo. Noi dipendiamo molto anche da queste dinamiche, non dimentichiamocelo, dobbiamo guardare a questi fenomeni perché la Germania è il nostro più grande committente, quindi anche le nostre aziende, specialmente nel nord-est, dipendono molto da paesi esteri, non dimentichiamocelo. Che partita dovremmo giocare quindi in questi mesi in Europa, professore, prima di salutarla? Ci vorrà molta cautela. Io credo che, questo è il mio parere personale, esporsi troppo in direzione di Trump potrebbe non giovare all'Italia, potrebbe giovare da un lato nel senso che potremmo essere degli interlocutori privilegiati per dialogare, ma nella misura in cui riusciremo a portare, come dire, un po' di grano dalla nostra parte, dalla parte dell'Unione Europea. L'Unione Europea deve compattarsi sicuramente, quindi questo è lo sforzo che mi aspetto. Vedremo tutto dall'esito di queste elezioni, non mi aspetto, ecco, ripeto, un 2025 particolarmente emozionante, diciamo, dal punto di vista né dei redditi, quindi del potere d'acquisto, né da parte, come dire, delle relazioni internazionali. Quindi si aspetta anche una crescita ancora sotto l'1 per quest'anno, anche se è appena iniziato, professore? Beh, adesso qui sarà difficile prevedere l'1, 1,1, 0,9, però l'ordine di crescita è quello, secondo me, tra lo 0,5 e l'1 presumibilmente, poi se sarà 1,2 tanto meglio, però insomma stiamo parlando veramente di scostamenti minimi che rientrano quasi nell'errore statistico. Professore, grazie per questo focus. Insomma, abbiamo visto un 2025 che ci costringerà a stare attenti ovviamente a tutte le dinamiche politiche internazionali ed europee e appunto vedere cosa succederà. Grazie ancora per essere stato in nostra compagnia Roberto Antonietti, professore di politica economica dell'Università di Padova, per averci spiegato nel dettaglio cosa sta accadendo a livello economico nel nostro paese, in Europa e nel mondo. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Nel ricordarvi il sondaggio che vedete sempre in sovraimpressione, potete continuare a chiamare fino a questa sera. Io vi lascio qualche istante per la pubblicità, tra poco. Tornati in diretta martedì 4 febbraio, prima edizione, noi continuiamo a parlare di sicurezza nelle città, che è stata poi il tema cardine di tutta questa prima edizione. Lo facciamo raccontandovi un fatto di cronaca nel Vicentino, una spaccata nella notte al bar di Piazzale Bologna, proprio a Vicenza, una zona calda di degrado dove continuano gli episodi che preoccupano i cittadini. Sul posto il nostro Daniele Garbin. A Vicenza ormai è quotidiano, continuiamo a parlare di furti magari nelle zone come quella di Monteberico, ricordiamo ieri, insomma, un condominio insomma, di lusso con una situazione anche da quantificare per quanto riguarda la malavita che sta aggredendo quella zona ormai ripetutamente, ma come anche in questo momento siamo a Campomazzo con Nicolò Clerio che ieri era intervenuto, danneggiamenti per colpa della droga. Alle nostre spalle un bar che nella notte ha subito l'ennesimo
atto di danneggiamento, probabilmente un vetro infranto, non so se si vede la vetrina, comunque è clamoroso, ormai sia residenti che commercianti dicono basta. Sì, è l'ennesimo spaccata, l'ennesimo tentativo di furto che subisce il bar in questione, che ringraziamo per essere il polmone, diciamo, il cuore pulsante di questa zona che ormai è allo sbando più totale. Siamo nella zona probabilmente più importante di spaccio della città e questo è l'effetto collaterale di quello che fa la droga alla gente. Ecco, voi comunque anche al di là delle rappresentanze della politica di opposizione in Consiglio Comunale, anche portavoce del Comitato di Cittadini Aiutiamoci a Aiutare, che è espresso anche nei confronti del questore e delle autorità maggiori controlli, però ultimamente questa sembra anche venire meno, bisogna fare qualcosa di più, non bastano solo i controlli che in qualche modo fanno, ma con i limiti, vero? Sì, probabilmente c'è una mancanza di controllo del territorio. Abbiamo con il Comitato Aiutiamoci a Difenderci alcune iniziative che porteremo sia al tavolo del Comitato sia al tavolo del Comune per cercare di dare un segnale forte ai cittadini che chiedono sempre di più sicurezza. Quello che manca in questo caso è probabilmente il controllo del territorio da parte di tutte le forze dell'ordine. Ecco, voi in qualche modo eravate stati anche promotori di iniziative, una forma anche di indennizzo verso i commercianti che erano stati colpiti, di che cosa si trattava? Sì, dove il Comune non arriva a garantire la sicurezza ai suoi cittadini e ai suoi commercianti è importante dare un segnale concreto. Siamo stati i fondatori del contributo, il Fondo Economico Straordinario per i commercianti vittime di furto e spaccate che il Comune ha fatto suo. Da Vicenza a Padova, importante sequestro di droga dei carabinieri che hanno fermato 2 giovani con un paio di chili di cocaina in loro possesso. Trasportavano la droga in auto nascosta in una scatola per scarpe, oltre 2 chili di cocaina suddivise in panetti. A tradirli il loro atteggiamento guardingo. 2 uomini, un 33enne tunisino e un 21enne di origine marocchina, sono stati fermati dai carabinieri ad Albignasego per un controllo stradale. I militari, perquisendo l'auto, hanno trovato anche 47.000 euro in contanti suddivisi in massette. I 2 erano stati notati in via Mameli mentre caricavano con fare sospetto una borsa per alimenti. Fermati per un controllo stradale, i 2 hanno cercato di occultare la droga, ma i carabinieri hanno rinvenuto la scatola con 2,3 kg di cocaina. I militari hanno così perquisito anche l'abitazione del 33enne tunisino, dove hanno rinvenuto altri 2.300 euro, materiale per il confezionamento dello stupefacente e bilancini di precisione. Tutto è stato posto sotto sequestro mentre i 2 sono stati portati in carcere a Padova. Nel Bellunese gravemente ustionati 2 detenuti, in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Ustionati e trasportati in ambulanza a Padova 2 magrebini di 30 e 24 anni detenuti presso la casa circondariale Baldenic di Belluno. Ancora da ricostruire quanto accaduto. Il fuoco è divampato in una cella. Non si sa se sia stato appiccato per una forma di autolesionismo o solo per una qualche protesta messa in essere danneggiando gli arredi, innescando però una situazione poi sfuggita di mano. Sta di fatto che entrambi gli uomini, che erano reclusi nella cella, hanno subito gravi ustioni. Sono usciti dal carcere in ambulanza e portati in ospedale a Belluno. Il più giovane è stato quindi immediatamente trasferito per primo verso il nosocomio Patavino. A salvare i 2, che sono ospiti non affatto occasionali del Baldenic, l'immediato intervento degli agenti della polizia penitenziaria. All'interno del carcere è stata attivata un'indagine interna, tenendo presente che la struttura, tra le tante difficoltà a suo tempo fatte presenti anche in occasione della visita del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, ha quella di avere ancora un vertice provvisorio, visto che la direttrice è presente solo 2 giorni alla settimana, in quanto la sua sede principale di lavoro è il carcere di Udine. Torniamo nel Trevigiano, sono aumentati i controlli a San Biagio di Callalta dopo il raid dei furti che ha interessato il territorio nelle settimane scorse. Per questo la festa di San Biagio è blindata. Ascoltiamo l'appello della sindaca Pillon al prefetto. Proprio in questi giorni, in concomitanza anche con la sagra paesana, abbiamo visto maggiori pattuglie da parte dell'Arma dei Carabinieri, questo proprio per cercare da un lato di proseguire con il filone delle indagini e dall'altro lato di controllare maggiormente il territorio in tutte le ore del giorno.
Festa patronale blindata per San Biagio di Callalta, comunità che nelle scorse settimane ha dovuto fare i conti con un vero e proprio stillicidio di furti, sia in negozio che in abitazione, soprattutto nella zona di Fagarè. Da qui la lettera urgente che il sindaco ha inviato al prefetto di Treviso, Angelo Sidoti. Con il weekend e l'avvio della festa di San Biagio, i controlli sono quindi aumentati. Solo nelle scorse ore 3 le pattuglie in strada lungo la Postumia callaltina. Io ci tengo a ringraziarlo, nonché anche a ringraziare il comando dei Carabinieri di Treviso, perché da subito si sono attivati. È chiaro che il numero dei furti è in linea anche con gli anni precedenti, però sappiamo bene che ogni situazione ha sé e non possiamo sottovalutare l'impatto sociale che i reati predatori hanno sul nostro territorio. Insomma, la solita e sempre attuale tematica della sicurezza percepita nelle ore in cui si registrano 2 nuovi ingressi, uno presso il comando della Polizia Locale, l'altro dei Carabinieri. Però ne mancano ancora e quindi il nostro appello è quello di riuscire ad avere più uomini in divisa, perché questo sicuramente agevola tutte le forze dell'ordine che sono ogni anno e ogni istante al fianco dei cittadini per il controllo del territorio. E parliamo ancora di furti, però l'associazione Furti in Corso potrebbe approdare presto in Emilia-Romagna e Lombardia. Il suo presidente Cristian Demma infatti è stato contattato dai cittadini di queste regioni che hanno conosciuto il lavoro dell'associazione anche grazie ad Antena 3. In questi ultimi giorni sono stato contattato da più persone, nel senso una in particolare dal Varesotto e una dall'Emilia Romagna, dove mi hanno chiesto informazioni per creare un clone, autorizzato da me, dell'associazione Furti in Corso. Furti in Corso, nata inizialmente come pagina Facebook per raccogliere segnalazioni di movimenti sospetti o razzie in case e negozi, con l'aumentare degli iscritti è diventata un'associazione a tutti gli effetti, pronta ora a varcare i confini del Veneto. Il suo presidente Cristian Demma infatti sta dialogando con alcuni cittadini lombardi ed emiliani per creare anche in queste 2 regioni una realtà simile. Come sono arrivati a conoscervi? Ma allora sono arrivati a conoscerci dal canale nostro TikTok, che ovviamente viene conosciuto molto in social e via dicendo, e dai servizi con voi di Antena 3. In particolare, ad aver attirato l'attenzione di questi cittadini, il servizio è andato in onda sulla nostra emittente domenica 26 gennaio, quando Demma in diretta aveva parlato della crescente voglia di armarsi da parte dei cittadini che per difendersi dai furti hanno modificato anche le loro abitudini di vita. Tante grazie sempre ad Antena 3, perché ovviamente sostiene la causa per tutti i cittadini, però è vero anche che questo porta che venga copiata questa associazione, e più è copiata meglio è. E hanno visto che abbiamo fatto all'inizio con una vigilanza, poi con un'attenzione molto più alta, siamo comunque riusciti, almeno quello che dicono all'esterno delle regioni, a dare più sicurezza ai cittadini. Se in ogni regione ci fosse un'associazione di Furti in Corso potremmo unire le forze e pesare di più, continua Demma, che sogna una manifestazione con migliaia di persone. Poi potremo metterci veramente tutti d'accordo in una grande associazione e poter andare al governo e chiedere spiegazioni. Ma perché no? Magari una manifestazione proprio a Roma, un domani, in un futuro si potrebbe pensare. Ancora la cronaca adesso, perché sono intervenuti i militari che presidiano la stazione di Mestre per aiutare la polizia a bloccare e arrestare una donna trevigiana andata in escandescenza in treno sulla linea Bassano-Venezia. Da Spinea a Mestre in treno basta una decina di minuti, un tempo comunque sufficiente ad una passeggera per finire in manette con l'accusa di resistenza, violenza pubblica ufficiale, minaccia grave e lesioni personali, nonché possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I fatti resi noti oggi risalgono a mercoledì scorso, quando la donna è andata in escandescenze su un treno proveniente da Bassano del Grappa e diretto a Venezia. Secondo le ricostruzioni, prima ha offeso e minacciato senza motivi apparenti una ragazza, poi l'ha aggredita fisicamente, quindi ha minacciato con una forbice un altro passeggero che voleva soccorrere la giovane vittima. Infine, all'arrivo della polizia, estratto dalla tasca del cappotto un coltellino multiuso, avrebbe tentato di colpire, senza però riuscirci, uno degli agenti. Grazie anche all'intervento di 3 militari dell'esercito, i poliziotti l'hanno bloccata e arrestata. L'autorità giudiziaria, oltre a convalidarne l'arresto, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. E ora la politica, con il gelo di Zaia di fronte all'ipotesi di un ruolo di Roberto Vannacci in vista delle regionali in Veneto. Questo mentre la Lega prosegue la sua mobilitazione su presidente e terzo mandato. Assurdo che in Veneto ci si spacchi e poi a Roma si governi insieme. Le parole del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Luca Spavanetto.
Ti ringrazio perché molti mi fermano, mi dicono sono stati a firmare, ma del resto non avevo dubbi che non ci fosse questo calore nei miei confronti, insomma la gente me ne parla in giro. Dall'altro le dichiarazioni di Vannacci le vedo, ma insomma, Vannacci non mi risulta neanche che sia iscritto alla Lega, quindi non ho altro da commentare. Quindi non lo teme? Ma no, guardate, io ho altri problemi che sta lì a commentare Vannacci. Liquidato nel tempo di un amen, Luca Zaia fredda Roberto Vannacci, che sabato da Torcello ha lanciato la sua personale corsa e quella del suo movimento Il Mondo al Contrario in vista delle regionali. Per quanto eletto nelle file del carroccio salviniano all'Europarlamento, il generale appare sempre più corpo estraneo, soprattutto in quella Lega serenissima che si sta misurando nelle piazze del Veneto su candidato presidente e terzo mandato. Una raccolta firme che sembra tonificare sia base che colonnelli. Alberto Stefani aggiorna il quadro. Abbiamo superato le 55.000 firme in 9 giorni con quello di oggi. Nel corso della settimana avremo ulteriori punti di raccolta firme e continueremo nel corso delle prossime settimane. Diventerà una raccolta firme strutturale. Abbiamo anche lanciato online il nostro contatore ufficiale, quindi continueremo ad aggiornare i veneti sullo stato delle cose. Stato delle cose che potrebbe però precipitare qualora non si trovasse un accordo interno al centrodestra, con i meloniani che ribadiscono la loro parola d'ordine: unità da Venezia a Roma. Io credo che la maggioranza degli elettori della Lega, come la maggioranza degli elettori del centrodestra, vuole un centrodestra unito e lo ha chiesto nel 2022 con le elezioni politiche, con un risultato elettorale molto importante, e nel 2024 con le elezioni europee, e penso ancora di più che questo debba essere un rispetto nei confronti dell'elettorato che vuole un centrodestra unito per sostenere l'attività di governo. È assurdo che in Veneto ci si spaghi e poi a Roma si governi insieme. Governo che a livello nazionale deve però reggere l'onda d'urto del caso Al-Masri. Nelle scorse ore una vittima del torturatore libico rimpatriato dall'Italia ha presentato un nuovo esposto contro la premier Meloni, il ministro all'interno Piantedosi e quello alla giustizia, il trevigiano Carlo Nordio. L'ipotesi è quella di favoreggiamento, ovvero di aver permesso al boia libico di sottrarsi alla giustizia della Corte Penale Internazionale. Rimane una necessità di chiarimento politico, questo sì, che spetta alle nostre istituzioni, in questo caso spetta al governo, ed è assolutamente necessario per chiarire una vicenda inquietante. Questa la politica, avete sentito come il presidente Zaia ha risposto ai microfoni sul generale Vannacci, e parliamo proprio dell'eurodeputato, perché c'è sdegno e preoccupazione da parte del collettivo LGBT di Venezia alle parole proprio dell'eurodeputato sulla categoria che ha definito gli omosessuali fastidiosi ed esibizionisti. Al generale Vannacci vorremmo rispondere che proprio le ostentazioni di cui parla sono quello di cui la comunità LGBTQIA+ avrebbe bisogno in questo momento. Quello che per gente intollerante come Vannacci è ostentazione, per la comunità significa semplicemente attraversare strade e piazze in completa sicurezza. Risponde così la categoria LGBT del collettivo universitario Liberi Saperi Critici di Venezia alle critiche mosse nei loro confronti dall'eurodeputato Roberto Vannacci. La categoria LGBT, fastidiosi esibizionisti nell'ostentare il pubblico effusioni non richieste e prevaricanti del comune senso del pudore, aveva detto in estrema sintesi da Quarto d'Altino nel tour di promozione elettorale da Porte Grandi alla domanda su San Valentino alle porte, con la promozione di offerte e pacchetti gay friendly dai vicini alberghi Hotel Termari. A me non dà nessun fastidio l'orientamento sessuale delle persone, ognuno è libero di fare quello che vuole. Quello che invece è fastidioso è l'esibizione ostentativa di quelli che sono piaceri o comunque orientamenti personali e che non interessano al resto del mondo. Cioè, quando invece questo orientamento diventa un modello di società futura, allora le cose danno fastidio, perché prevaricano quello che è il senso comune del resto della popolazione. Per il resto, se c'è l'albergo gay friendly, il ristorante gay friendly o la motobarca gay friendly, sono problemi loro, vadano dove vogliano, la libertà è bella proprio per questo. Le parole di Vannacci macigni, di più, violente e ripetute intimidazioni che certamente non tutelano le persone LGBT vittime di aggressioni e pestaggi. La condanna senza se e senza ma del collettivo veneziano. Cosa che invece non sta accadendo in questi mesi, quando le aggressioni verso coppie omosessuali, verso persone facenti parte della comunità non fanno altro che aumentare, complice un clima politico sempre più repressivo e complici anche le dichiarazioni del generale stesso. Vogliamo poter vivere apertamente e liberamente le nostre vite, senza doverci nascondere in bar o in hotel gay friendly.
Dunque questo da Venezia. Noi cambiamo invece argomento, ci spostiamo a Padova perché crescono le assunzioni nel comparto del turismo, ma spesso mancano le figure professionali. Provincia e Confartigianato avviano una collaborazione per favorirne la formazione. Sentiamo. Il turismo a Padova è uno dei settori che è maggiormente cresciuto negli anni seguenti. La pandemia ha trainato dal riconoscimento UNESCO dell'Urbs Picta arrivato nel 2021. Proprio nel comparto turistico si registrano il maggior numero di assunzioni. Nel settore dell'alloggio e della ristorazione sono previste infatti 900 nuove assunzioni in crescita rispetto alle 750 di gennaio 2024. Tuttavia non è sempre facile reperire personale preparato. Il 57% delle imprese padovane segnala la difficoltà nel trovare i profili desiderati. La provincia di Padova, insieme a Confartigianato, per favorire lo sviluppo dell'artigianato nel turismo e incentivare i giovani, hanno avviato una collaborazione per formare addetti per il settore. Dobbiamo accorciare la distanza tra la formazione, quindi tra i giovani che escono formati in questi ambiti, e il mondo del lavoro. Il giovane deve essere immediatamente pronto per essere inserito nel mondo del lavoro. La crescita nel settore turistico è strategica per il territorio, è un'opportunità che le piccole imprese artigiane non possono lasciarsi scappare. Sono circa 4.000 i nostri operatori che si stanno attrezzando proprio per sfruttare al meglio le opportunità turistiche, e inoltre stiamo allestendo tutto un servizio che riguarda la formazione per chi volesse fare l'operatore turistico, in modo di essere preparato e essere in grado di apportare, come dire, una assistenza a chi viene nel nostro territorio. Importante poi agire sulla comunicazione. Sarà molto importante anche individuare i modi più efficaci di comunicare al turista che viene nella nostra città e alle terme. È un turista che si ferma in media 4 giorni e noi in quei 4 giorni dobbiamo, mediante una comunicazione efficace, molto pulita ma anche molto disponibile, far capire tutto quello che c'è da far capire al turista che è a Padova. In chiusura vi ricordo nuovamente il sondaggio di Ring, lo vedete in sovraimpressione. Meloni e Nordio indagati, chi ha ragione, il governo, digitate il numero che vedete scritto in verde, oppure le opposizioni, il numero che vedete scritto in rosso. Ospiti di Ferdinando Avarino questa sera a partire dalle 21 saranno il senatore Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia, Leonardo Padrin del centro-destra, Luciano Sandonà della Lega, il senatore Antonio De Poli, Vanessa Camani del PD, e poi un piccolo approfondimento dedicato all'ipotesi del laboratorio. Si parlerà di Covid anche con il virologo Giorgio Palù, e poi del dopo Schlein con Ivo Rossi, sempre del PD. Questi gli appuntamenti per questa sera a partire dalle 21. Potete continuare a telefonare per esprimere il vostro parere riguardo al sondaggio che oggi vi proponiamo fino a questa sera, anche durante la puntata di Ring, appunto a partire dalle 21. Invece subito dopo la nostra prima edizione, che è in conclusione, vi ricordo il nostro approfondimento sui temi della salute. Il tema di oggi sono i calcoli e i polpi della cistifellea, la prevenzione e opzione di trattamento. In studio con Alice Montaniera ci sarà il dottor Marco Brizzolari, direttore della chirurgia generale dell'ospedale di Oderzo. E con questo vi ringrazio, grazie per essere stati in nostra compagnia fino ad ora. A tutti l'augurio di una buona giornata, arrivederci.